mi piace quello che vedo, lo vorrei anch'io. Quando ti sei accorta o quando hai cominciato a vedere che ciò che tu producevi, ciò che tu firmavi in termini di campagne, in termini di copies, aveva un valore? Piena consapevolezza forse abbastanza di recente, quando effettivamente lavorando e mettendo la faccia nel mio lavoro si è innescato un passaparola molto interessante, non solo un passaparola ma anche persone che vedendo banalmente i siti web andavano alla ricerca di chi avesse fatto quel determinato strumento perché magari insomma attratto dall'estetica, perché alla fine poi è la prima cosa che vediamo. E devo dire che quello forse è stato il momento preciso in cui ho capito che la mia firma, perché poi qui si apre un ulteriore tema, ossia che è evidente che ognuno di noi ha il proprio stile, il proprio approccio, il proprio gusto, però è fondamentale declinarlo nelle varie situazioni, quindi io non faccio e non posso fare i progetti nello stesso modo per tutti i clienti, tanto per l'automotive quanto appunto magari per la situazione di benessere, e questo mi sembra evidente. Però è chiaro che un certo approccio, ecco, viene alla luce e me ne sono resa conto sì di recente, quando sono arrivati clienti spinti da questa curiosità. Mi piace quello che vedo, lo vorrei anch'io.